Ciao Bruno, grazie. Grazie. A te niente bacio, perché sei troppo alto e perché non sei il mio tipo. Dopo, prima di andare via, dammi il sito. Ah sì, eh? Ah, beh, mi fa piacere. Prima di parlare con Bruno Infatti, c'è qualcosa da vedere. Vediamo una piccola scheda insieme che abbiamo preparato appositamente. Sarà curioso anche Pizzul. Vediamo. Bruno Pizzul è nato ad Udine l'8 marzo 1938. Formatosi alla scuola di Don Rino Coccolin, prova la carriera agonistica nel mondo del calcio e nel 1957 si trasferisce a Catania per giocare nella squadra etnea come centromediano. Un infortunio al ginocchio però gli preclude ogni velleità agonistica. Entra in Rai superando un concorso istituito nel 1969 da Radio Trieste. Nello stesso anno realizza la sua prima telecronaca, la partita è Juventus-Bologna. Da allora sono più di 2000 le sue telecronache. Dal 1982, dopo i mondiali di calcio, diviene la prima voce della Rai per gli incontri della nazionale e per le partite più importanti. Il 31 dicembre 1999 presenta in collegamento da Saxa Rubra Millennium, una trasmissione di 15 ore per seguire in diretta lo scoccare della mezzanotte in oltre 60 paesi del mondo. Da agosto dello stesso anno è nel cast di Quelli che il calcio, programma della domenica di Rai 2. Per la brillante carriera, la giuria ha deciso quest'anno di assegnare il premio Top Sprint a Bruno Pizzul. E questa è solo una parte della vita professionale di Bruno Pizzul. Bruno, come ti senti a ritornare, possiamo dirlo, nella tua Catania? Ma sai, io ci torno sempre con un pizzico di emozione e di commozione. E verifico anche che la mia memoria resta buona, perché ogni volta che ci torno mi sembra di essere andato via da Catania solo da qualche giorno, mentre sono passati 40 anni da quando avevo trasformato dentro di me Catania in una specie di spoon river del calcio. Io speravo qui di diventare un bravo giocatore di calcio, cosa che non sono diventato, un po' per quell'infortunio, molto per mancanza di talento, che era inversamente proporzionale alla passione. Però devo dire che il periodo che ho trascorso a Catania mi ha lasciato dentro un solco profondo. Ogni volta che ci torno trovo degli amici ed è per me estremamente proprio piacevole ed accattivante tornare e verificare poi che Catania diventa sempre più bella. Catania quindi la trovi più bella, e invece Bruno il mondo del calcio come lo trovi? Credo che non ci sia molto di che stare allegri ultimamente. No, non c'è molto di che stare allegri, soprattutto in considerazione del fatto che il calcio sembra staccarsi sempre di più da quelle che sono e dovrebbero restare le sue radici, no? Di carattere ludico, agonistico, e sconfina invece in settori che con lo sport hanno poco a che fare e sono più strettamente imparentati con il mercato, con il denaro, con interessi di natura extratecnica che finiscono inevitabilmente per sporcarlo un po'. Io credo però che il calcio sia un gioco così bello, così profondamente radicato nella cultura e nei gusti degli italiani, che occorre che scatti una mentalità, una cultura nuova. Tutte le componenti del mondo del calcio, a cominciare anche da noi giornalisti, devono fare un passo indietro, perché nel calcio c'è troppo di tutto, no? Troppo denaro, troppe chiacchiere, troppe polemiche, troppa incapacità di accettare la sconfitta e via dicendo. E siccome il calcio nasce dal gioco, dovrebbe essere qualcosa che ci aiuta a vivere meglio, e invece stiamo verificando che è qualcosa che ci fa fare sangue amaro, il che non mi sembra particolarmente intelligente. Tutto quello che dici sottolinea, intanto è sottolineato da questo applauso, ma poi sottolinea anche una realtà cruda ma che ormai è innegabile. I grossi interessi che circolano nel mondo del calcio sono legati soprattutto ai grossi club. Ecco, tu credi che ci sia un disamore verso la nazionale da parte delle individualità di giocatori, oppure ci sono ormai troppi interessi di club e dunque un nostro caro amico che fu premiato 2 anni fa qui da noi, Giovanni Trapattoni, uno come lui, grande professionista sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista di tecnico, viene boicottato dall'arbitro Moreno soltanto o anche dai club? No, ma ci sono tante componenti, no? Poi bisogna anche stare attenti a non valutare soltanto in un'ottica negativa quello che avviene nel mondo del calcio, perché per esempio, e non solo perché c'è Anna qui, secondo me è estremamente positivo quello che succede alla Lazio, perché i giocatori della Lazio, che hanno alle spalle una società piena di problemi, situazioni personali, contrattuali abbastanza difficili,
però dimostrano di essere dei professionisti e degli uomini che amano il calcio. Quindi ci sono dei segnali che ci fanno capire che anche in questo calcio così profondamente contaminato da fattori extratecnici, alla fin fine poi è quella che è la passione personale, quella che è l'amore per il gioco che ti fa andare avanti. E questo secondo me è un momento che ci deve far riflettere che c'è la possibilità di ancorare il calcio a qualcosa di più positivo, che sia più legato veramente a quella che è l'origine del calcio stesso. Per quanto riguarda Trapattoni è un compito terribilmente difficile, no? È stato molto criticato e via discorrendo. L'arbitro Moreno un po' tutti l'abbiamo preso come comodo alibi, si faceva comodo, no? Dire che la colpa era solo la sua, ma in realtà noi da anni ormai verifichiamo che la nostra nazionale stenta a livello internazionale, con qualsiasi avversario le capiti di giocare, e questo naturalmente dipende da tanti fattori, non ultimo il fatto che i singoli club guardino poco di buon occhio il fatto che giocatori da loro profumatamente pagati debbano andare a rischiare magari le gambe in nazionale. Però a livello individuale io credo che la reazione dei giocatori sia sempre positiva quando vengono chiamati in nazionale. Certo è che un calendario così zeppo di impegni, ravvicinati nel tempo, può determinare magari a livello inconscio qualche atteggiamento così di risparmio fisico e mentale da parte anche dei singoli giocatori. Però io sono assolutamente sicuro che ci sia in tutti la consapevolezza che la nazionale di calcio, che è l'unico momento unificante, no, di questo tifo che invece è frammentato in una maniera così minuta, che provoca divisioni, fratture e via dicendo, la nazionale è il momento unificante della passione popolare per il calcio e quindi è un patrimonio che non possiamo rischiare di perdere, va tutelata in tutti i modi. E allora un applauso alla nazionale, un applauso a Giovanni Trapattoni. Bruno, una battuta però in 5 secondi. Come ti trovi con quella banda di scalmenati di quelli che è il calcio? No, ma tutto sommato mica tanto male, è una banda di scalmanati e di pazzoidi dove può succedere assolutamente di tutto, però è una chiave per poter magari leggere il calcio in una maniera un po' più sdrammatizzata, no? A me poi hanno dato questo ruolo di grande intenditore di vino, qualcuno l'ha preso sul serio, tant'è vero che mi chiamano poi a fare l'esperto di vino, cosa che non è assolutamente vera, però tu sai che la televisione è una fabbrica anche di tuttologi, no? Basta che uno dica una cosa qualsiasi in televisione viene immediatamente individuato come l'esperto di quel settore, per cui adesso passo per esperto di vini, che non è assolutamente vero. E allora Bruno, ovviamente per procedere al momento solenne della nostra premiazione non potevamo che invitare sul palco il massimo esponente regionale dello sport, del turismo e delle comunicazioni, l'assessore regionale Francesco Cascio. Arriva da qui. Eccolo qua, assessore, buonasera. Ovviamente con l'assessore arriva una miriade di nostri hostess. C'è già il tir pronto per Bruno per tutti i regali che dovrà portare con sé. C'è anche una bottiglia, infatti, vedo in ultimo. Non poteva mancare. Esatto. L'assessore, che tra l'altro credo sia un ottimo intenditore di belle donne, dice non si era accorto che c'erano tutte queste donne che lo seguivano. Onestamente non me ne ero accorto, se me ne fossi accorto sarei rimasto qualche momento in più dietro le Arrivate quinte. tutte alle sue spalle, assessore. Sì. Non avevo capito. Assessore, prima di procedere con la premiazione, brevemente, mettiamoci innanzitutto un po' più avanti così siamo a favore di telecamere e di luci. Brevemente, lei è il primo anno che si avvicina a questo premio, abbiamo trovato grande disponibilità nel suo assessorato, abbiamo trovato soprattutto grande programmazione, segno che sta cambiando qualcosa anche nel prevedere quello che di buono si deve in qualche modo appoggiare o meno. Ma questo governo regionale sta facendo un grande sforzo per rilanciare il settore turistico in Sicilia. Abbiamo fatto importanti investimenti per aumentare il numero dei posti letto, per riqualificare anche la qualità delle strutture alberghiere e per veicolare il più possibile e nel miglior modo possibile anche un'immagine di una Sicilia nuova. Credo che anche manifestazioni, eventi come questo servano a veicolare della Sicilia la parte migliore. Grazie Assessore, passiamo subito alla premiazione perché l'abbiamo detto, abbiamo tanto spettacolo e non vogliamo dilungarci in chiacchiere. La nostra Roberta dà il nostro ippogrifo, il simbolo del premio Top Sprint, questo nostro uccello alato che venne utilizzato da Astolfo per andare a recuperare sulla Luna il senno perduto dagli uomini e che è diventato il nostro simbolo perché c'è bisogno di tanto senno da recuperare.
e di tanti ippogrifi, dice Bruno. Grazie a Bruno Pizzul, all'assessore Casci.